Amici di Radio Guest, questa settimana siamo con Antonio Iossa, organizzatore delle marce e delle maratone veramente più strane, un collaboratore naturalmente di Radio Company. Ciao Antonio, benvenuto in Radio Guest. Ciao a voi e viva Radio Guest, viva Radio Company. Allora Antonio a un certo punto della sua vita comincia ad organizzare le maratone. Innanzitutto chi è Antonio e quando è iniziata questa tua passione, questa tua esperienza? Beh, Antonio nasce 56 anni fa, proprio per dirla franca e cosa fa? Lavora purtroppo, dico sempre purtroppo, in procura della Repubblica di Pordenone, quindi come organizzatore dice cosa c'entra? C'entra perché la passione della pratica del triathlon fa sì che nel fondare l'associazione del Triathlon Team a Pordenone e da lì cominciamo a organizzare eventi di cui nel 99 il primo campionato italiano di Winter Triathlon in Piancavallo, poi ad arrivare al 2002 un'altra gara di Winter Triathlon in Val di Non, dopodiché siamo arrivati a Pordenone nella Valcellina, abbiamo organizzato, non ti spaventare Igor, la Valcellina Triathlon dove c'era il campionato italiano su distanza lunga, ad arrivare alla tappa di Coppa del Mondo a una gara rank e a ospitare, ad oggi non si è ancora ripetuto, il campionato del mondo di duathlon, quindi è stata una cosa bellissima. È un'esperienza unica, gente da tutto il mondo e ci ha portato a divertirsi per 4 anni. Ad arrivare poi a nascere con questa gara che è Magride. Spiego cosa vuol dire Magride una volta per Ecco, spiegaci, perché noi ci siamo conosciuti con Magride peraltro. Esatto. Ci siamo conosciuti con Magride che è una ultramaratona, il nome vuol dire Ride nei Magredi, dove si corre è nelle aree dei Magredi, un'area protetta dalla Comunità Europea, di conseguenza quindi corre esplorare questi luoghi unici, dove addirittura arriva dall'Africa l'Occhione e ci sono orchidee che dovrebbero essere sugli Alpi, non si sa perché sono qui, la motivazione c'è perché sono qui, perché le alluvioni e l'acqua ha portato dalla montagna tutti i semi finché arrivano in pianura. In pianura ci sono dei posti stupendi, come potete vedere alle mie spalle, la vera steppa. La conformazione geologica dei Magredi è unica al mondo, anche questo ha dato una caratteristica molto importante alla tua iniziativa, vero? E quindi era molto caratteristico dormire nelle tende, trovarsi, chiacchierare a un numero chiuso per non inquinare l'ambiente dove eravamo ospiti, perché la regione è molto dura sugli permessi. Quindi nasce così Magride in queste 13 edizioni ed ecco che poi siamo arrivati a quest'anno che ci ha un po' messo anche in difficoltà. Ecco, la domanda che ti volevo fare, Antonio Iossa e tutto il suo staff, immagino che hai tanti collaboratori a fianco a te. Non è soltanto Antonio, ti interrompo, hai fatto bene a dirlo, non è solo Antonio, è un esercito. Immagino. Come vi siete organizzati quindi per questo anno bizzarro? Io lo chiamo bizzarro, non voglio usare altri termini, bisogna essere sempre allegri e affrontare, non posso dire con positività, perché è un termine che non si può usare quest'anno, però bisogna esserlo. Facendo gli scongiuri, da buon napoletano, le mie origini sono di Napoli e non si possono smentire, abbiamo rinviato l'evento al 29 di novembre, da giugno a novembre. Se l'educazione dell'essere umano, ci permetterà di non incorrere ad altri decreti ministeriali ancora più rigidi. 29 faremo soltanto una 6, una 12, una 30 km. Siamo nell'area dell'Eurotennis con tanto di vicina, abbiamo cambiato location, un'area molto bella, più ospitale, più funzionale, da palazzetto dello sport. Ecco. Ricordiamo, ci siamo organizzati l'Eurotennis di Cordenons, giusto? Di Cordenons, sì, Cordenons. 2 chilometri da Pordenone, non è che sia da perdersi, non è la metropoli di New York, quindi siamo proprio a 2 passi da Pordenone. Pordenone è 0 chilometri. Abbiamo già iscritti e la cosa ci meraviglia, perché il Triathlon Team nasce con 2 obiettivi: promuovere il territorio, fare la pratica del triathlon, nuoto, bici e corsa, ma soprattutto fare beneficenza. In tutti questi anni la gara ha avuto uno scopo ben preciso, quello di poi dare dei soldi in beneficenza. Ogni anno abbiamo cambiato l'ente benefico. Quest'anno abbiamo 2 associazioni a cui daremo, sono dei bambini che hanno pochi anni di vita. Sta cosa mi emoziona, perché parlano con gli occhi. A un certo punto il corpo incomincia a perdere la sua funzione, braccia, gambe, la parola, e quindi udito e gli occhi. L'ho scoperto grazie al nostro associato Pascolo Massimo, e poi daremo all'altra associazione, sono un gruppo di donne del Drago Rosa, perché tutte operate a seno per un tumore,
perché hanno fatto una cosa unica, hanno creato un pacco gara e non mi fa dire altro, che sennò poi viene meno la presentazione. Sorpresa, va benissimo, va benissimo. Molto bene Antonio, noi ti ringraziamo e ti auguriamo un buon lavoro, perché ne hai sicuramente tanto. Poi non è facile spostare un evento di mese in mese o addirittura da giugno, dalla primavera all'autunno, perché appunto saremo il 29 di novembre. Prima di salutarci però ti do lo spazio per i ringraziamenti. Beh sì, questo ti ringrazio, perché gli enti vanno ringraziati, perché l'ente lo fa la persona. Quindi ringrazio la regione, i comuni locali in questo momento, Pordenone, San Quirino. Ringrazio i comuni che collaborano con Magride di cuore, soprattutto Pordenone with Love, che quest'anno dovrà fare un grande lavoro per tutti. E per me è parola. Ringrazio i nostri sponsor tecnici, ma non dico altro. Benissimo, e loro sanno di essere stati ringraziati. Loro sanno di essere. Grazie Antonio, salutami tutto il tuo staff, che ho avuto il piacere di conoscerlo, e ci vediamo quanto prima. Grazie Antonio. Grazie a te.